Dopo quasi 3 anni di lavori e circa 90 milioni di euro di investimento, si è tenuta ieri l'inaugurazione della nuova sede della cantina di Soave. Tra gli ospiti anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia e l'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan. La nuova struttura copre una superficie di oltre 11 ettari, di cui 35.000 metri quadrati dedicati a tutto il percorso del vino, dal conferimento delle uve a imbottigliamento, stoccaggio, logistica e uffici. Soddisfatto il presidente del consiglio di amministrazione della cantina di Soave, Roberto Soriolo. Finalmente siamo arrivati in porto, come si dice. Ci siamo arrivati con impegno, con determinazione, però percepiamo già il sentimento della gratificazione di aver fatto questo lavoro. Un progetto che ha tenuto in grande considerazione anche uno sviluppo che potesse essere sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale, con 7 milioni di investimento in opere viabilistiche e verde. Una struttura al passo con i tempi, la definisce il direttore generale Bruno Trentini. Si è realizzato uno stabilimento moderno, tecnologicamente avanzato come nessun altro, in grado quindi di produrre con la massima qualità, con la massima efficienza, con la massima garanzia, con i concetti moderni di sostenibilità, quelle che sono le produzioni di questo territorio meraviglioso, un territorio che aveva bisogno di una struttura che fosse al passo coi tempi. Positivamente impressionato anche il governatore del Veneto Zaia, che vede nella cantina di Soave un simbolo della forza produttiva e agroalimentare della regione. Siamo nella cantina più bella che ci sia, perché poi 80 milioni di investimenti, 2.300 produttori, 6.000 ettari ne danno una giusta dimensione di cos'è questo business ed è quanto anche è stata forte la determinazione dei singoli produttori per raggiungere questi livelli, che sono livelli industriali, partendo dal basso, partendo dal popolo. E qui dovrebbero scrivere sotto cantina di Soave: da soli si fa prima, assieme si fa più strada. Sono arrivati, come dicevo, a 2.300 produttori consorziati che si sono presi la briga dal 1898 di partire da un'idea, come accade spesso, soprattutto in Veneto, determinazione, forza di volontà, e arrivare a questa struttura, che è una struttura innovativa e nell'ambito delle cantine sociali, delle cantine cooperative, è assolutamente una cantina che ha fatto degli investimenti unici.